Diciamo che Belluno è una provincia sicuramente fragile, delicata, lo abbiamo visto con Vaia, lo abbiamo visto con vari eventi. Siamo peraltro nella Val Belluna, nella zona più sismica del Veneto, quindi c'è anche il rischio sismico, spesso ce ne dimentichiamo, però a volte è bene ricordarci che esiste anche questo. Mette in fila le fragilità della montagna bellunese l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottaccin nella giornata in cui ai vigili del fuoco proprio la regione del Veneto ha consegnato nella nuova caserma di via Col d'Aren una serie di attrezzature per l'operatività di tutti i giorni. Sono attrezzature dedicate allo spegnimento degli incendi sostanzialmente. Abbiamo anche una dotazione di dispositivi di protezione individuale, in particolare degli autorespiratori e alcune altre attrezzature che vengono utilizzate in caso di incidente stradale per il taglio delle lamiere. Materiale utile acquistato da Venezia nell'ambito di un'apposita convenzione tra protezione civile della regione e pompieri. Questa convenzione prevede, tra le altre cose, anche dei finanziamenti che la regione eroga annualmente ai vigili del fuoco. Sono 350.000 euro all'anno che vengono destinati ai vigili del fuoco permanenti, più 190.000 euro che vengono destinati ai vigili del fuoco volontari. Una sinergia, quella tra Tute Gialle e Vigili del Fuoco, che si è toccata con mano nell'ultima emergenza neve. Come abbiamo visto negli ultimi periodi proprio qui in provincia di Belluno, è un'attività di ripristino, quindi spalare neve, ovvero soccorrere le persone, liberare strade, sono tutte attività di soccorso che abbiamo integrato con gli enti preposti.